Ben ritrovati cari telespettatori, eccoci insieme a un altro capitolo supportati dallo SPI CGIL. Allora parliamo della manifestazione del 7 ottobre che si terrà a Roma, manifestazione organizzata dal sindacato, ma non soltanto aperta al sindacato ma a tutta la cittadinanza, ad altre organizzazioni e associazioni. Una manifestazione generale molto importante, rivendica dei diritti fondamentali in vari ambiti, dal lavoro al sociale alla sanità. Ecco, qui la vediamo. La via maestra è il titolo per capire dove bisognerebbe andare prima che tutto ci crolli addosso e per parlare di questo, puntando l'accento, l'abbiamo già fatto in trasmissione questa settimana, sempre supportati dal CGIL, ma questa volta per puntare l'accento anche sulle persone più fragili e quindi sugli aspetti del sociale, dei pensionati, dei più giovani, e quindi rimarcando alcuni elementi che stanno particolarmente al cuore allo SPI, abbiamo i nostri ospiti. Mara Bedin, ben ritrovata, segretaria SPI CGIL Padova, grazie di essere qui con noi. E ben ritrovato Giacomo Vendrame, segretario organizzativo CGIL del Veneto. Buongiorno, grazie anche a lei. Allora, senza nulla togliere, prima le signore, però stavolta vorrei incominciare dal segretario organizzativo per spiegare ai nostri telespettatori che ci seguono normalmente con lo SPI CGIL che cos'è questa manifestazione, perché è stata organizzata e da chi anche. Sì, è una manifestazione che il sindacato, la CGIL in particolare, ha ritenuto necessaria di fronte a non risposte da parte del governo ad alcune sollecitazioni che lo stesso sindacato, tra l'altro anche unitariamente e confederalmente, ha posto. Attualmente il dialogo col governo è solo formale, ci sono tavoli aperti su tantissimi ambiti, molti titoli della via maestra in realtà sono gli ambiti di confronto col governo. Il punto è che non c'è stata una risposta nella direzione di quello che noi chiediamo e soprattutto nella direzione di risolvere i bisogni delle persone che noi rappresentiamo, lavoratori, lavoratrici, pensionate e pensionati. E dentro queste categorie poi ne possiamo trovare tanti altri, giovani, persone che stanno aspettando di andare in pensione, donne e via dicendo, migranti e tutto il resto. Non avendo trovato risposta, nonostante le nostre mobilitazioni, perché veniamo comunque anche prima dell'estate a un percorso di mobilitazione come sindacato, abbiamo ritenuto opportuno in qualche modo richiamare una manifestazione importante come questa, aperta a tutte le associazioni, perché esistono più di un centinaio di associazioni che hanno aderito assieme a noi a questa manifestazione a Roma il 7 ottobre, che si svolgerà nel pomeriggio del 7 ottobre, e le motivazioni è perché riteniamo necessario un cambio di rotta deciso da parte del governo perché risponda alle esigenze vere delle persone. Così non è avvenuto finora. Per rafforzare il percorso e le ragioni delle nostre richieste siamo partiti già da agosto con delle assemblee in tutti i luoghi di lavoro, in tutti i territori, quindi vale per i lavoratori attivi così come per i pensionati, proprio per parlare con le persone della situazione oggi del Paese, delle condizioni reali delle persone e per confrontarsi con loro rispetto alle nostre proposte. Per capire, proponiamo questo, siete d'accordo, ci sono altre istanze, altre domande che potrebbero essere poste nei vari capitoli. Noi vediamo prima la slide del lavoro, per esempio, che andremo a sviluppare. I temi appunto sono davvero tanti: il lavoro, il fisco, le pensioni, l'ambito dello Stato sociale, quindi la sanità, la salute pubblica e in qualche modo anche la scuola, ma c'è il lavoro stesso con la precarietà. Insomma, gli ambiti sono davvero tanti. Abbiamo aperto un confronto con le persone. Considerate che in Veneto assemblee di questo tipo stiamo arrivando quasi a 2000 assemblee nei luoghi di lavoro nel territorio per preparare la manifestazione, ma anche dopo la manifestazione questo continuerà, anche perché chiaramente nel dialogo con le persone sempre più si richiama l'esigenza anche di andare oltre la manifestazione del 7 e chiaramente il tema è quello dello sciopero. Poi ci saranno gli ambiti democratici interni che decideremo in modalità come, quando e se, però in qualche modo è evidente che la condizione delle persone è tale per cui da parte nostra c'è la determinazione di dare una risposta pronta a chi rappresentiamo e chiaramente rivendicare in maniera decisa nei confronti del governo alcuni punti fondamentali. Assolutamente sì, partendo proprio per capitoli, anche se ho detto che parleremo anche e soprattutto di chi
al lavoro c'era, adesso magari non c'è più, però sappiamo che ci seguono tanti anche lavoratori. Uno dei capitoli importanti è quello del lavoro e soprattutto retribuzioni, quindi stipendi e pensioni se ferme al palo rispetto ad altri paesi anche europei. Bisogna sempre mettersi a confronto con l'Europa, però noi non reggiamo il passo. Questo è un tema enorme, quello dei salari, degli stipendi. Non so se definirlo il principale, perché in realtà sono tutti importanti quelli che noi rivendichiamo. Però una volta risolto quello, già quando hai più disponibilità, affronti meglio il resto. Esatto, il punto è proprio questo. Purtroppo gli stipendi dei lavoratori italiani sono fermi al palo, come diceva, da davvero troppo tempo, e necessita una risposta. L'inflazione, il costo della vita, le bollette, aumenta tutto a parte gli stipendi. Così non regge, e permettetemi, non regge solo la famiglia, ma non regge il sistema, perché poi dopo si lamentano che non ci sono figli. Esatto, non ci sono figli, ma la gente consuma sempre meno, esce sempre meno, e automaticamente l'economia, invece di crescere e generare benessere, in stagioni passate questo paese, questa regione ha conosciuto periodi di ampio benessere. Oggi siamo in una posizione esattamente contraria, c'è una riduzione del benessere, un aumento del disagio sociale che non trova risposta in nessun tipo di provvedimento. E non basta qualche, adesso permettetemi, mancia da parte del governo. Qui serve non so come dire, invertire una rotta, ricostruire in qualche modo un aumento salariale di tutti i lavoratori, congiuntamente all'altro fattore che per il lavoro è determinante, che è la precarietà, perché non c'è solo un tema di quanto prendo al mese, e che sarebbe già di per sé importante, ma è quanti mesi lavoro in un anno. Per quanto riesco ad avere uno stipendio? Perché se chiaramente campo a contratti di 3 mesi, 6 mesi, se va bene, in alcuni casi molto più ridotto, magari intervallato a disoccupazione, a volte nemmeno quella, è chiaro che tutto diventa enormemente complicato, e questa non è una condizione di pochi, è una condizione di sempre più persone, tra l'altro non solo giovani, ma in realtà che prende il mercato del lavoro trasversalmente. Da questo punto di vista serve una risposta sui salari, tra l'altro non serve una risposta solo dal governo, ma serve anche dalle controparti, e quindi Confindustria, Confartigianato, in qualche modo, siccome le statistiche dicono che i profitti aumentano, però dicono che c'è i datori di lavoro dicono che c'è poca produttività, scaricando questo sui lavoratori, quando i lavoratori lavorano le ore che è stabilito alcuni che lavorino. Dati sono inconvertibili. I profitti anche in periodi particolarmente difficili come quelli degli ultimi anni, pandemia e via dicendo, sono aumentati, non sono aumentati invece gli stipendi. Quindi in questo momento c'è chi, tant'è che se ne parla ampiamente, l'inflazione è un'inflazione da profitto, non da salari, quindi in qualche modo c'è una speculazione che genera costi sempre più alti. Questa è una situazione in cui i lavoratori perdono 2 volte, perché perdono con l'inflazione e perché perdono nel luogo di lavoro, non avendo riconosciuto il lavoro che loro fanno, perché non è che, voglio dire, se c'è un profitto vuol dire che c'è un lavoratore che sta lavorando bene, e questo bisognerebbe ricordarlo, insomma. A meno che tutti non si vogliano, perdonatemi la battuta, ma a questo punto mi viene da pensare che tutti vogliano collocarsi in fascia alta, no, per cui io faccio servizio solo per chi può permetterselo, perché ci sono stati nel settore turistico degli albergatori in certe regioni che hanno risposto: a me va bene restare in fascia alta, se anche ho 2 camere occupate, però ci guadagno tanto, mi risparmio, non assumo persone, ci guadagno lo stesso e ci sto dentro, lavoro di meno. Quindi ho come l'impressione che sia un sistema poco sostenibile, nel senso, a un certo punto questo non fa che divarificare le differenze, e quindi una piccola cosa che tra l'altro sappiamo a livello globale essere, voglio dire, vera, in Italia un po' meno ma altrettanto, c'è una piccola parte della popolazione particolarmente ricca e la stragrande maggioranza invece particolarmente povera. Se questo è il modello di società che vogliamo, continuiamo così. In parte il governo pare che sia proprio convinto di questo. Noi come organizzazione sindacale CGIL abbiamo in mente, mi verrebbe da dire, storicamente un altro tipo di società. Però il governo, diciamo che è stato uno dei pochi che ha fatto qualche intervento cercando di calmierare, cercando di tassare degli extra profitti, poi ha avuto la rivolta da parte di sta cercato di calmierare i prezzi. Però in realtà, se si va a vedere quella che è la vera legge approvata dal Parlamento, rettificata dopo la delega, in realtà ha fatto marcia indietro, per cui io penso che questo governo sia molto bravo a parlare, poco in realtà a fare, e usa molto bene la propaganda, su questo bisogna dargli atto. Peccato che poi alla concretezza dei risultati. Però secondo me il problema è anche gli italiani, cioè io vedo un esempio, se ne è parlato, dopo adesso passo la parola anche a Marabini su questi aspetti. Si fissa, l'ho già detto in un contesto, perché poi se ne è parlato in altri consessi, si
fissa il prezzo medio regionale della benzina, che nella teoria può essere una cosa pregevole, perché dici tu ti fissi un prezzo medio, me lo devi indicare. Cosa succede? Gli operatori del settore in Italia, quelli più bassi vanno a rialzo, si livellano tutti al prezzo medio regionale, pochi che erano tanto più alti scendono a livello medio regionale, così, e quindi ci troviamo tutti con i carburanti più alti. Rischio, costo minimo orario del lavoro, rischio alto, ma l'hanno detto in tanti, addirittura dei lavoratori interpellati hanno fatto i sondaggi, paura folle, tu fissi il minimo e tutti si uniformano al minimo per ottenere di più. Contrattazione di secondo livello, ragazzi, nel nostro territorio purtroppo non c'è, e quindi dai in mano ai lavoratori prendere o lasciare, e si rischia anche lì altro livellamento, stavolta naturalmente verso il basso. Cioè tu fai un provvedimento che sulla carta, che formalmente potrebbe andare bene, il problema è come poi in Italia tutto trova applicazione, perché è un paese, secondo me, genericamente dove si cerca sempre di essere furbi, forse siamo abituati a sopravvivere, però è drammatico questo. C'è anche questo però, Mara, prego. C'è anche questo. Io vi sto provocando. C'è anche da dire che purtroppo, e su questo è vero, non solo questo governo, si interviene sempre su un pezzettino, e se non si fa un intervento più complessivo, ed è chiaro che quasi in un sistema di carattere idraulico, cioè se voglio dire, se non intervieni in maniera, l'acqua in qualche modo si livella, invece bisogna intervenire in maniera complessiva. Un esempio, così poi Mara penso avrà modo di approfondire: il sistema fiscale, siamo intervenuti in 20 anni a pezzettini piccoli. Se oggi si guarda il sistema fiscale nel complessivo, è una situazione totalmente disordinata, tra l'altro particolarmente iniqua, quindi magari il giusto provvedimento su un pezzetto aggiunto a tanti altri pezzetti ha generato una distorsione enorme, e quindi ci sarebbe la necessità, come noi richiediamo da tempo, invece di fare delle riforme complessive che affrontano i veri nodi delle questioni, e i veri nodi delle questioni sono le esigenze delle famiglie, dei lavoratori e dei pensionati, perché o ripartiamo da lì o altrimenti il meccanismo si autogenererà all'infinito, impoverendo tutto il paese. Allora, io partirei dalla prima questione, no? Dalla questione fondamentale, tra l'altro, del principio del meccanismo della gestione sociale ed economica, che è il principio del libero mercato, per arrivare al primo quesito che mi avevi posto. No? Allora aspetta un attimo, perché secondo me questa qua è interessante, richiede un po' di tempo, io vedo che sta incombendo la pubblicità. Facciamo che andiamo subito in pubblicità, restate sul canale 19. Certo. È un aspetto che va compreso bene, necessita di un po' di tempo, e quindi voi dovete restare con noi tra pochissimo.